Pronti? 1, 2, 3. Segnale convalidato la rottura di Emenel, mentre davanti si porta Enea Tav nei confronti di Esplosivo GSO, all'esterno Ele Lamborghini, che poi ripiegherà in terza posizione, anzi no, punta dritto Ele Lamborghini e va su Enea Tav, completamento dei primi 200 di gara con Ele Lamborghini che insiste nella sua offensiva. Enea Tav lascia sfilare l'avversaria dopo 350 metri di gara. Quarto iniziale che se ne va in 30 e mezzo, più indietro segue Elettra Piz, si è rimesso in coda, dietro anche i due penalizzati, Emenel che ha chiuso favorito. E intanto Ele Lamborghini completa 600 iniziali in 46,1, seconda posizione per Enea Tav, mentre dalla quarta posizione muove Elettra Piz che viene via. Dopo 700 metri di gara avvicina Ele Lamborghini, li impegna al paletto degli 800 metri, si avvantaggia e sfila in testa sulla curva, a metà della quale è quindi nuova leader nei confronti di Ele Lamborghini e Enea Tav, mentre percorsie esterne prova a farsi luce dopo un primo chilometro in 1:16,5. Easy Top seguito da Hermes Caff e anche Emenel segue il treno esterno. Parziale in 14,8 davanti alle tribune, mancano 700 metri alla conclusione, con in vantaggio Elettra Piz, all'esterno si impegna comunque Easy Top che raggiunge il sediolo di Elettra Piz a 550 dall'arrivo e continua nella sua progressione, attacca, sta già avvantaggiandosi prima del paletto dei 400 finali. Easy Top scende alla corda all'attacco della curva conclusiva, Elettra Piz in seconda posizione. Numero 6 Esotica SI squalificato. Tenta di avanzare anche Hermes Caff, intanto ha preso netto margine di vantaggio Easy Top che nel finale controlla la situazione, viene a vincere netto, mentre per il secondo posto è Enea Tav che emerge davanti a Elettra Piz. 1:15,6 ragguaglio conclusivo, preso ovviamente dallo start che va quindi rivisto al ribasso. 1:15,6 per lo start significa più o meno 1:14,5 sicuramente per il vincitore Easy Top, che consente a Roberto Vecchione e al Team Elert di conquistare un triplo in serata, 3/3 per Roberto Vecchione e il Team Elert, questa volta per conto del signor Tamaro Di Fusco.